Buongiorno a tutti, buongiorno all'amico e filosofo Emanuele Franz. Questo voglio dire, un breve video di incoraggiamento, di spinta affinché il tuo ed il vostro convegno del 31 marzo in diretta streaming, se non ho capito male, dal Palamostre di Udine, o che doveva svolgersi al Palamostre di Udine, vada benissimo, e voglio dire ci sono molte persone che lo guardano e si informano rispetto ad un tema che drammaticamente in questi giorni, in questi mesi stiamo vivendo, non soltanto a livello italiano ma a livello globale. Ce la faremo, questo è chiaro, però in questo tragitto, in questo percorso, in questa crisi fondamentalmente, questa crisi che stiamo vivendo, anche di valori, e voi mi insegnate che crisi significa fondamentalmente cambiamento dal greco. Ecco che io ritengo siano importanti questi momenti per cercare non tanto di avere delle certezze, forse vado un po' controcorrente, ma per cercare di avere dei dubbi, per cercare di farsi delle domande, per cercare di capire quando la fede e quando la scienza si incontrano in un punto esatto per dare delle risposte assolutamente certe. Quindi io, oltre a farti tanti auguri, caro Emanuele, e auguri di buon lavoro a tutti voi, invito tutti umilmente a cercare, più che a trovare delle risposte, a farsi delle domande. Ritengo che il compito della filosofia, ritengo che il compito dei grandi pensatori non possa essere stato e non sarà così importante se ognuno di noi ha più certezze che non domande. Io di domande me ne sto facendo molte, vi seguirò in diretta streaming, vi seguirò sui social per cercare quantomeno di dare alcune risposte e darmi alcune risposte, e parlo di una persona che, lo rinnovo, ha molti più dubbi che non certezze. Grazie Emanuele, grazie a tutti e buon lavoro.